I segni gialli sull'asfalto ancora una volta raccontano di una giovane vita spezzata. A distanza di soli 2 giorni dalla morte di Alessandro De Marchi, diciottenne di Mestrino, in un incidente stradale mentre andava a scuola, Padova piange un'altra giovane studentessa. Sofia Gambato, 17enne, di Campodarsego, morta 5 giorni dopo essere stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada per entrare a scuola al liceo artistico selvatico di Via Belzoni. Le condizioni di Sofia si sono aggravate nelle ultime ore e nella notte è stata dichiarata la morte cerebrale. La 17enne sabato mattina è stata urtata dall'auto di un dipendente dell'università che stava andando al lavoro. Lei invece stava attraversando la strada. L'impatto violento ha scaraventato la giovane sull'asfalto. Nonostante i soccorsi immediati arrivati dal vicino ospedale, la ragazza non ce l'ha fatta. Gravi lesioni provocate dal trauma cranico e dopo 5 giorni il tragico epilogo. In via Belzoni, dopo la notizia della morte di Sofia Gambato, sono comparsi tantissimi cartelli che avvertono gli automobilisti di rallentare per il passaggio degli studenti, a chiedere agli operatori scolastici di appenderli lungo la via, sempre molto trafficata, i genitori della minorenne distrutti dal dolore. Sofia faceva parte dei gruppi scout e in questi giorni c'erano state per lei veglie di preghiera. Il sindaco di Campodarsego, in segno di lutto, ha deciso di sospendere tutti gli eventi previsti nel fine settimana per la festa dello sport.